Allora, come ti sei trovato nel personaggio di Adam Vurias? Che cosa c'è di Vurias, di te in Vurias, e come ti sei trovato, diciamo, a interpretare una parte invecchiata e molto, come dire, millenarista, ecco. Tu sei comunque un notissimo scrittore di fantascienza, quindi rientrava il personaggio nelle tue corde oppure no? Yeah. Well, in playing the part of Adam Vurias, I'm playing a doomed visionary who can't get mankind to believe the incredible truth. Dunque io faccio si sente? Sì. Facendo parte di Vurias io faccio parte di una persona che praticamente, di un scienziato a cui nessuno crede e che è fatto, insomma, distrutto. But in real life you can see that I survived. I even gave up smoking. Vedete che ho sopravvissuto, perfino ho smesso di fumare. And in real life with staying in Torino, yes, I am a visionary, but I'm not doomed. In fact, I'm energized by your company and having a really good time here. Vedete, non sono distrutto, sto ancora a Torino e mi trovo molto bene. And rather than meeting people who are unwilling to believe the future, on the contrary, people here are eager to know. They're really a visionary society who are curious and energized and ready to go, ready to face tomorrow. E al contrario incontro la gente qua che non solo è rivolta verso il futuro, ma ha molta energia di occuparsi del futuro, e in questo senso mi trovo molto bene qui. So, I am a writer rather than a filmmaker, but Yasmina is a filmmaker and also speaks Italian. Io sono un scrittore, non un filmmaker, ma Yasmina Stereo è una filmmaker e parla anche italiano. So when we were asked to participate in this project, we agreed happily because we had just seen the Afriville show in the museum and we were quite impressed. E quando ci hanno invitato a fare la sceneggiatura di questo film, cioè la nostra parte, abbiamo appena conosciuto il progetto Afterwheel e eravamo molto impressionati di questa cosa, abbiamo accettato di farlo. I know sometimes people say that Torino is not a city ideal for fantascienza. I would disagree, actually. E se la gente dovesse dire che Torino non è una città ideale per fantascienza, io non sarei d'accordo.